Non ci sono novità sostanziali nel nuovo orario di Trenitalia per il 2026, il servizio rimane pressoché invariato, aumenteranno alcuni tempi di percorrenza tra Genova e Spezia, nell'ordine dei 10-15 minuti, a causa dei lavori sulle infrastrutture ferroviarie fino a marzo e aprile. Lavori che comunque proseguiranno poi fino al 2028, ma con incidenza diversa. Questi argomenti sono stati al centro del tavolo tecnico trasporto pubblico locale, una riunione convocata da Regione Liguria a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del Comitato Pendolari Levante Ligure. Poi ci sarà appunto la novità degli abbonamenti alta velocità che andrà ad aggiungersi all'offerta di Trenitalia e per ora per quella coppia di Frecciarossa che abbiamo presente in orario. Poi speriamo che Trenitalia per tempo ci comunichi le varie sostituzioni delle varie coppie di treni in modo tale poi da cercare insieme una soluzione alternativa a chi non potrà più prendere questi treni per il maggiore sborso economico. La novità consiste infatti nell'abbonamento AV alta velocità che permetterà di viaggiare sulle frecce e sugli intercity, cosa che prima era possibile con la carta tutto treno insieme a un abbonamento sui regionali. Per poter viaggiare anche sui regionali adesso servirà sottoscrivere anche un abbonamento AV più regionale. Andremo a chiedere, che abbiamo già chiesto fin da subito, è un confronto immediato per quello che sarà l'orario che cambierà nuovamente a giugno. Quindi chiediamo a Trenitalia di confrontarsi immediatamente con noi, insieme alla Regione, insieme all'assessore Scaiola, per trovare delle soluzioni che rendano un po' più semplice e agevole la vita del pendolare. Il comitato pendolari Levante Ligure ha contestato soprattutto le modalità dell'incontro, che non è stato un confronto ma semplicemente una comunicazione delle modifiche. E questo non è un confronto, ma è un trovarsi le cose fatte. Quindi noi siamo disponibili, la Regione ci ha dato la sua disponibilità, ora chiediamo a Trenitalia un ulteriore sforzo per venirci incontro e discutere e parlare di questi benedetti orari.